Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questo appuntamento che, come sapete, anticipa il telegiornale delle 13:20. Oggi parliamo di un argomento, insomma, di un tema abbastanza curioso per certi aspetti, perché domani si parlerà, domani no, è la giornata, lo chiedo a Francesco Gusmitta che è il nostro ospite, della lentezza. Sì, la giornata mondiale della lentezza. Ah, mondiale proprio. Mondiale, sì, perché bene o male in realtà è nel periodo di maggio, per cui tutte le persone che hanno voglia di unirsi a questa cordata mondiale, che è stata in pratica tenuta a battesimo da un certo Bruno Contigiani, che è una persona la quale era andata in coma, e essendo un manager che ha lavorato anche a fianco di ministri, è una persona molto particolare, la quale a un certo punto, quando torna dal coma, capisce che forse andava troppo rapidamente, e il messaggio che porta nella nuova dimensione è quello di dire: signori, dobbiamo rallentare, e addirittura ha scritto libri di economia basandosi proprio su questo, stessa cosa, dove dice: ma la qualità della vita, il nuovo, no, dice, parla delle partite IVA come per dire che è un mondo di persone che magari delle quali si parla poco perché sono quasi un peso per certi versi, mentre in realtà diciamo che coloro che fanno questa libera imprenditoria, cioè nel senso sono forse la ricchezza di un paese e soprattutto dell'iniziativa di un paese. No? Voglio dire, ci è anche imposto, no, di andare veloci, cioè non è una scelta come dire, libera, perché in fin dei conti prova tu a prenderti i tuoi tempi. Ed è un discorso che vale per tanti, e che in realtà aspetti. E invece no? in realtà adesso proprio sta succedendo questo, che tanti, ed è una cosa meravigliosa, tanti a un certo punto stanno, e lui ne ha una sfilza di esempi, quando ne parla anche negli incontri, particolare lui, e dove appunto dice che tanta gente oggi, per stare vicino alla famiglia, per migliorare la qualità della vita, rinuncia magari allo stipendio fisso, per cominciare a dire: no, guadagno anche meno, però è impagabile il fatto di vivere la qualità della vita, che oggi noi ci stiamo dimenticando, perché poi dopo noi alla fine ci ritroviamo a guadagnare per consumare, no? Per cui alla fine ti indebiti per comprarti una macchina, per comprarti degli oggetti che alla fine il mercato ti impone, mentre se tu esci dallo scacchiere probabilmente nasce qualcosa di diverso, e ha molta fiducia anche, come anch'io, come anche persone come te, insomma, vediamo comunque che ci sono anche i semi di un qualcosa che si sta sviluppando, perché se guardiamo bene intorno. Ti porto su un terreno che per certi versi mi è leggermente più congeniale, però estendiamo il concetto appunto di lentezza. Non so, molto spesso per esempio adesso si vedono dei film e si dice: ma il ritmo è più lento del solito, eccetera, perché come dire, impera il ritmo forsennato che magari deriva, adesso non lo so, anche da certi videogiochi, eccetera. Cioè non c'è più tempo per niente di pensato. Un modo di agire. È un po' il linguaggio della pubblicità e soprattutto dell'ipnosi, no? L'ipnosi, oppure quello che ti ferma per strada, che ti fa firmare una cosa rapidamente, questa è la truffa, per cui la cosa più grande, importante è dire: mi prendo il mio tempo, lei mi dia questa carta, me la faccio leggere, poi casomai vengo con i carabinieri da lei. Cioè, nel senso, no, voglio dire, perché abbiamo il tempo di organizzare anche una difesa, cioè nel senso, e come si dice anche da noi, no? A Trieste, cose in scarselas, cioè nel senso... Due soldi di mona in scarselas. Ecco, questo, per cui tante volte è meglio anche prendersi, grazie per la traduzione, allora, questo conviene l'idea di rallentare, poi anche quando si deve fare un ok correl, poi mi viene in mente il film Gran Torino, dove appunto, dove lui appunto, dove Clint Eastwood fa una regia dove abbandona l'effetto speciale che sembrava ormai il must, e invece fa una storia dove ci sono dei veri attori, una bella sceneggiatura,
è dove si dà importanza al fil rouge emotivo. Dunque, Eastwood è quello che proprio si prende i tempi che lui decide, esatto, che lui stabilisce, esatto, e non rende conto a nessuno se non allo spettatore. ed è Questo grazie a noi italiani che è diventato Sì, questo è Clint vero. Eastwood, per Questo cui è vero. anche c'è da dire che la lentezza, se noi dobbiamo fare uno Kei Corel, chi è forte? Ad esempio noi che avevamo in testa a Trieste la Nagana triestina, no? Che si muove con lentezza, no? Un po' come un Clint Eastwood, ma se noi vediamo e un regista deve fare un Kei Corel, due che si devono sparare, chi vince è sempre Clint Eastwood che estrae lentamente la pistola, mentre l'altro è tutto nervoso, lui tranquillamente fa il tiro di sigaretta, la butta a terra, spara e vince. E poi anche il tempo di raffreddare la pistola. Allora, questo è il fatto di rallentare, e diciamo che il Vivere con lentezza, infatti scrive un libro, questo Bruno Contigiani, che viene chiamato Vivere con lentezza, e lui anche fa diverse attività, nel senso che per esempio la lettura condivisa, ecco, lui faceva E cos'è la lettura condivisa? un progetto Che si sarà chiama, poi quello... che faremo appunto alla Canottieri Adria, ingresso gratuito, alle persone alle 11 domani, ognuno si porti una frase di un libro, perché come dice il mio amico, lui dice, tu quando conosci una persona al bar, offri un caffè, un cornetto, poi magari per timidezza hai paura di tirare fuori qualcosa di te. Allora quale migliore occasione di portare la frase di un libro che tu hai letto, che ti rappresenta, magari dell'infanzia, che ha fatto una svolta in te? Allora le persone portano un libro, si mettono in questi bar storici, dal Pedrocchi, insomma, in modo che poi dopo ci si trova e si legge, che è un valore molto importante. Sto pensando se c'è una frase di un libro che si addice a me, lo sto pensando. Vabbè. Poi arriverò magari prima della fine. Magari alla fine arriviamo. Sì. E insomma, diciamo che si può arrivare, ed è una cosa molto bella, perché poi si rallenta anche per leggere un qualcosa, anche perché per essere chiari, oggi ci mangiamo le parole, le persone non capiscono, non c'è più la persona timida, come fa? Per esempio, non so se conosci le persone a Trieste, dico per dire, non è una battuta, però quante volte uno viene intervistato a Trieste, arrivano quelli di Tele4, se quelli di Tele4 vanno a Napoli e dicono signora mi farebbe l'intervista, c'è un Lì assalto, non c'è, sì, sì. c'è un assalto, Sì, a Trieste cosa si risponde? No, mi non so parlare, ma come non so parlare? No, cioè è una cosa pazzesca, cioè la paura di proferire, per cui anche il fatto di riuscire a leggere in gruppo e dire delle parole comprensibili, perché uno tante volte dice cosa che ha detto? Cosa che ha fatto? Cioè è di una rapidità pazzesca. Allora l'idea di trovarsi e rallentare per un attimo, poi anche hanno delle missioni in India e si fa una giornata e si delega normalmente un posto in particolare, per esempio l'altro anno era a New York, poi è stato fatto a Tokyo, così come diventa capitale della lentezza e si fanno determinate attività. Una di queste la faremo noi da Trieste e ci mettiamo in connessione con gli altri, tant'è vero che poi se andate anche sul sito del Vivere con Lentezza apparirà questa attività che faremo qua a Trieste. Io intanto ho trovato Hai trovato? Sì, sapevo che c'era prima o dopo. Ah, dicela. Vabbè, accidenti, è lunga, vabbè, ora provo. Era il migliore di tutti i tempi, era il peggiore di tutti i tempi, era il secolo della saggezza, era il secolo della stoltezza, era l'epoca della fede, era l'epoca dell'incredulità, era la stagione della luce, era la stagione delle tenebre, era la primavera della speranza, era l'inverno della disperazione, avevamo tutto dinanzi a noi, non avevamo nulla dinanzi a noi, andavamo dritti dritti al cielo, andavamo dritti dritti dalla parte opposta. In breve, il periodo era tanto simile al presente che alcune delle sue più clamorose autorità insistevano affinché se ne parlasse soltanto al superlativo, sia nel bene che nel male, che poi è l'incipit della storia delle due città di Dickens. Bello. Bello. Beh, diciamo che era bello l'idea di esagerare da una parte all'altra, anche oggi che c'è appunto questa melasse, questo fluido. No? E oggi c'è il pensiero così unico. Sì, è terribile. È io anche a un bambino, se io devo insegnare la differenza tra il male e il bene, il disegnatore dei cartoni animati come ti faceva? Ti disegnava la strega
Adesso non puoi. E te la facciamo proprio brutta, col brufolone qua, così. Sarebbe body shaming. No? Adesso diventa così. E il bene era proprio bene, ma proprio perché è importante far sì che le persone riescano a capire, no, la differenza tra il ruolo del bene, il ruolo del male, e partendo anche da quelle che sono le nostre capacità. No? Dunque, per cui il bene era in un modo, il male, perché poi dopo il discernimento riesce anche con più. Dopo, quando cresci, fai le sfumature. Però è importante, no, che diventino chiari. Oggi la gente non riesce più a muoversi e a capire che cos'è il male e cos'è il bene. Oggi abbiamo messo al di sopra della scala gerarchica, abbiamo messo lo zoppo, mentre un tempo, zoppo dico spirituale, che non vorrei mai che mi si dicesse, però appunto mentre un tempo cominciava Spectre di Ibsen con Piedmonton, cioè colui che camminava con la zampa di Montone, per dire che era il male, perché era zoppo, era un parallelismo, sì. Capito? E faceva impressione, noi facevamo vedere. Oggi, per ringraziarci tutto il tempo, non so chi sia più. Nemmeno non si sa chi, per dire la verità. Esatto, perché, no, perché si deve sempre, ogni cosa bisogna metterci il dubbio, il coso, che è anche importante, il dubbio, perché essere fin troppo dogmatici può essere un problema, però diciamo che oggi è importante ritornare a far capire a questi ragazzi che sono, meno male, sono la speranza, perché io insegnando anche ai giovani mi ritrovo che dico fortunatamente non sono come quelli che vengono descritti, perché spesso e volentieri ci sono delle persone che si prestano a descrivere il giovane come se fosse un rifiuto, mentre forse siamo noi il rifiuto. È un problema, quello dei giovani è un problema notevole. Sì, perché comunque bisogna imparare a dargli anche fiducia. Sì, soprattutto. Capito? Perché se non si dà fiducia e si sentono parlare sempre male. E quindi domani cosa succede? La gente viene, porta... La gente viene, allora dovete venire alle 11, ingresso gratuito, saremo lì, ci saranno diverse persone e ognuno si porterà una frase di un libro, qualcuno che vorrà esternare qualcosa. Poi, sai, sono queste jam session, diciamo, del cuore, dove magari può essere che arriva anche la persona con la chitarra, dove staremo insieme, dove ci saranno delle persone alle quali faremo leggere i comandalenti che sono stati redatti e che rappresentano i comandalenti che rappresentano un po' l'incipit di questo che è la nuova way of life, cioè è questo, noi siamo ancora dentro il futurismo. Cioè noi ai primi del Novecento abbiamo, che per la carità, quando nasce un modo di vedere le cose è meraviglioso, noi avevamo scoperto la velocità, per cui l'aereo, il treno, e allora è stato così, un continuo andare avanti in questa direzione, fino ad arrivare alla velocità del computer. L'uomo non riesce più ad arrivare, per cui dopo ti ritrovi quello che si fa, la droga, per cercare di arrivare alla velocità del computer, non c'è più il tempo umano. Mentre noi dobbiamo togliere questa mentalità dal nostro punto di vista, non è che, cioè dobbiamo pensare a una circolarità, non è detto che se andiamo lentamente il mondo ci sorpassa, no, perché ci sono più piani di realtà. Ma potremmo citare addirittura, poi diventa anche Achille la tartaruga, non è detto che... Esatto, per cui la cosa fondamentale è proprio pensare che noi siamo sempre, la pensiamo la cosa in modo lineare. E invece, per cui per causa e effetto, ma invece dobbiamo pensare che colui che ci ha creato il tutto, tante volte ci sono delle coincidenze che non sono coincidenze, che fa l'apposta e dici ma com'è possibile che si ripeta un'occasione e stavolta la si svolge in modo positivo, no? È quello sul quale abbiamo edificato anche il concetto del ponte con l'universo, la Chiesa, ci sono determinate, i vari credi religiosi, ed è strano sentire oggi che non ci sia più questa pulsione, e stiamo, dimmi. No, avevo schiacciato il cellulare sulla locandina. Sulla locandina. L'appuntamento è alle ore 11, comincia alle ore 11, e la società Canottieri Adria è al Pontile Istria, quindi sì, per cui sulle rive, vicino dove potete parcheggiare, dove c'è la piscina, ex piscina Bruno Bianchi. Tu che ruolo avrai? Io faccio semplicemente colui che è il coordinatore, per cui introduco, parlo un po', poi ci saranno, pescherò, perché sono sicuro che verranno attori, persone di altre
persone che hanno la mania anche di leggere, per cui comunque lo stesso, perché già mi hanno chiamato in diversi, poi l'afflato a rallentare, un po' trovarci tra persone che hanno voglia un attimo di respirarsi e di stare tranquilli, poi anche siamo in un posto che è particolare perché è una società di canottaggio, e nel canottaggio è ancora un po' come il camminare a piedi, anzi per forza il remo non è che puoi hai una tua velocità, un tuo tempo, per cui il fatto di imparare, stare tra persone che ritengono che gli elementi naturali, l'assaporarli, lo stare... Tu pensi che quando andavo con mio padre in barca era un massacro, cioè nel senso che lui piaceva la barca a vela e a un certo punto quando eravamo in mezzo al mare io dicevo papà, e pachea, metti il motore, e lui diceva no, è bello aspettare, vedrai che arriverà il vento, guarda lì, guarda, e poi pian pianino anche diciamo che entravo in questo mood che era molto bello, che serve, insegna comunque anche l'attesa. Mi viene in mente una battuta del film Maccheroni di Ettore Scola, detta da Marcello Mastroianni in maniera, dice quanto è bello perdere tempo. Esatto. Però per perdere tempo bisogna conquistarselo. Quindi torniamo a... E dobbiamo comunque sempre vivere anche in questa direzione, no? E questa è la cosa importante, perché oggi viviamo tutto, anche non so, per esempio, adesso quando si parla, scusami, un divagare, però mi viene in mente adesso quando hai detto che poi arriva la cosa che ci deve essere il tempo, ci deve essere il tempo per ogni cosa, anche per quanto riguarda il bacio tra due persone, per noi era un premio. Io e le generazioni dietro, tu dicevano, mamma vorrei uscire oppure vorrei così, dice, tanto pensa a fare l'esame, oppure pensa a lavorare, e poi dopo. Ma quello era relativo, non era importante di che sesso eri, no. Capito? Per cui dobbiamo tornare un po' a prenderci dei tempi per ogni cosa. Ricordatevi l'appuntamento domani alle ore 11 alla Società Canottieri Adria, Pontile Istria numero 2, l'arte di vivere con lentezza. Grazie a Francesco Gusmita, buon lavoro. Grazie. E adesso andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Grazie. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che parte con il forum bilaterale imprenditoriale Italia-Serbia questa mattina al Generali Convention Center Trieste per affrontare temi legati all'economia, agli investimenti, all'ambiente, l'appuntamento è da intendere anche sotto il profilo diplomatico, come ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Dove se non in Italia o in Friuli Venezia Giulia o ancora di più a Trieste come luogo dove consolidare i rapporti diplomatici ma soprattutto economici con la Serbia? L'incontro di questa mattina al Generali Convention Center con il forum imprenditoriale tra i due paesi inerenti a tematiche legate tanto alle filiere produttive quanto alla transizione verde e le nuove opportunità di collaborazione bilaterale è da intendere senza dubbio come un momento importante per fare quadrato nei rapporti tra l'Italia e l'area dei Balcani occidentali ma soprattutto per affrontare assieme opportunità economiche. I rapporti comunque già ci sono, vanno consolidati, vanno ampliati e vanno trovate degli accordi di partnership su temi diversi che riguardano l'economia dei due paesi. Il ministro Pichetto ha affrontato il tema del nucleare parlando di un percorso speculare che stanno svolgendo i due paesi sul fronte della ricerca e della sperimentazione. Per quanto riguarda il commercio estero, le esportazioni dall'Italia verso la Serbia ammontano a circa 2,3 miliardi nel 2023 in crescita rispetto agli anni passati. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha posto l'accento sulle filiere produttive con l'opportunità di avvicinare fabbriche e imprese migrate verso il Far East proprio nei territori dei Balcani. Noi dobbiamo pensare di una forte collaborazione con quest'area geografica, penso in particolar modo per tutte le attività di nearshoring, cioè riavvicinamento delle filiere produttive oggi consegnate a Cina, al Far East, che quindi condizionano direttamente l'economia, il modello produttivo, il modello lavorativo
dell'Italia e dell'Europa. Alcuni tipi di pezzi di produzione a basso valore aggiunto sono insostenibili in Europa, dobbiamo avere questa consapevolezza. Sotto un profilo diplomatico e guardando allo scenario internazionale, per Federico occasioni come quella odierna sono preziose per ancorare la Serbia alla nostra democrazia. Motivo in più per favorire insediamenti produttivi legati all'Europa. Penso che siano dei passaggi importanti anche per legare la Serbia alle democrazie occidentali. Noi dobbiamo lavorare ovviamente con le diplomazie nazionali, fondamentale, ma i territori possono svolgere una parte importante per creare quei legami sia di business, sia di cultura, sia di persone che sono fondamentali per ancorare la Serbia alla nostra democrazia. Sindacati e lavoratori in assemblea stamattina per fare il punto della situazione sulla battaglia contro la privatizzazione dell'asilo Nido di Roiano. La raccolta di firme ha superato quota 3.000. Tutti hanno votato, tutti in assemblea hanno votato lo stato di agitazione, adesso stiamo valutando quali azioni future mettere in atto. No alla privatizzazione dell'asilo Nido di Roiano. Continua la battaglia di sindacati e operatori del settore, oltre che delle 4 circoscrizioni che hanno espresso contrarietà, per chiedere al Comune di Trieste un passo indietro e non esternalizzare questo servizio. Prosegue anche la raccolta firme che ha superato quota 3.000, assemblea oggi al Ricreatorio Toti a San Giusto. Diciamo no soprattutto perché il problema dei rapporti numerici non nasce oggi, il problema della spesa per l'educazione non deve risultare un problema, ma deve essere semplicemente un aiuto alle famiglie e alla crescita dei bambini. Abbiamo deciso di continuare questa battaglia perché tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore sono assolutamente convinti che sia giusto non privatizzare. L'Assemblea l'ha dimostrato con il personale presente in grande quantità e solidale con noi. Abbiamo anche organizzato una raccolta firme in centro città, dove abbiamo raccolto quasi 3.500 firme. Organizzeremo un banchetto anche nei prossimi giorni per raccogliere appunto adesioni contro la privatizzazione dei servizi educativi comunali. Noi abbiamo in atto altre forme di lotta, la prima lunedì alle 17:30, chiamiamo tutte le maestre, i familiari, gli amici, i conoscenti e la cittadinanza tutta al presidio che come sigle sindacali organizzeremo in Piazza Unità per dare forza al nostro dissenso contro questa sciagurata privatizzazione. Gli ospiti di Ring di questa sera, a partire come sempre dalle ore 21 circa, Stefano Bernobic della Lega, Daniela Rossetti di Azione Siamo Europei, Rosanna Pucci del Partito Democratico e Claudio Mella di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. Nuova viabilità e parcheggi all'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste, 60 nuovi stalli a pagamento per gli utenti fra spazi esterni e interni al comprensorio e un'area per le soste brevi utili all'accompagnamento di utenti. Da lunedì 27 maggio l'ospedale infantile Burlo Garofalo avrà 2 nuove aree di parcheggio dedicate all'utenza per 60 posti auto complessivi. La prima su via dell'Istria, delimitata dalla ringhiera gialla, con 47 stalli a disposizione e tariffa oraria di 1,30 €. La seconda davanti al pronto soccorso, entrando nel comprensorio dell'istituto, svoltando a destra, 13 posti più 3 riservati, con tariffa oraria di 1,50 €. Vi sarà inoltre un'area di sosta breve per consentire l'accompagnamento di utenti all'ospedale. Per accedervi bisognerà entrare dalla sbarra adiacente alla palazzina ambulatori e prendendo il ticket si avranno a disposizione 15 minuti per transitare lungo il parco, fermarsi in corrispondenza della nuova sala d'attesa nello spazio appositamente creato per consentire l'accompagnamento dei passeggeri nella struttura. Assolutamente vietata qui la sosta. Per coloro che si attardano oltre i 15 minuti verrà applicata una tariffa una tantum di 10 €, oltre al costo di 1,50 € l'ora per il tempo di permanenza. I posti per disabili, donne in gravidanza, utenti del pronto soccorso pediatrico e ginecologico, oltre che gli accompagnatori dei degenti dell'area oncoematologia, sono riservati davanti all'ingresso principale. Un risultato, spiega il direttore generale del Burlo, Stefano Dorbolò, al quale abbiamo lavorato per mesi, intervenendo anche sulla viabilità interna del comprensorio per risolvere quella atavica criticità dovuta alla ben nota carenza di spazi, attività condotta parallelamente agli investimenti effettuati al fine degli ampliamenti dei locali che abbiamo inaugurato a inizio anno, il tutto senza sacrificare gli stalli adibiti ai dipendenti. Serie di sequestri di prodotti non conformi da parte della polizia locale in alcuni negozi del centro, in particolare alimentari in scatola e tabacco da narghilè.
Raffica di controlli nei negozi del centro di Trieste e del nucleo commerciale della polizia locale, una multa da 2.000 euro con il contestuale sequestro di 133 alimenti è risultato di un primo intervento in una rivendita di alimentari che presentava una mole di prodotti privi dell'etichettatura prevista dall'Unione Europea. Ma non finisce qui, vicino al registratore di cassa erano esposte delle confezioni di melassa con tabacco da narghilè che da un'attenta osservazione risultavano essere illegali, prive del contrassegno dei monopoli di Stato e senza alcuna avvertenza in lingua italiana. Anche in questo caso il prodotto veniva posto sotto sequestro, il tutto più di 7 kg di tabacco straniero lavorato per narghilè. Successivamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli veniva avvisata per il proseguito della pratica e la successiva sanzione. L'ispettore Tiziana Martini è collegata con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno ispettore. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa ci racconta di questa mattina? Allora, di questa mattinata vi posso raccontare che sono continuate le cerimonie per il 36esimo raduno nazionale dei Fanti. Questa mattina erano previste soprattutto a San Giusto, eravamo presenti con personale sul posto, non abbiamo avuto grosse difficoltà o criticità dal punto di vista del traffico. Per il pomeriggio ovviamente continuano appunto le cerimonie e per il pomeriggio in particolare è previsto soprattutto lo sgombero delle rive però per l'arrivo delle navi da crociera, per cui attenzione chi avesse parcheggiato all'interno anche dei parcheggi a pagamento, comunque da questo pomeriggio effettueremo le rimozioni dei veicoli che rimarranno lì parcheggiati. Per questa sera è previsto anche l'incontro di basket, quindi saremo lì dalle 20:30, saremo lì con il nostro personale anche per quello che riguarda la partita di pallacanestro. Volevo ancora l'ultima nota, volevo preavvisare che appunto a seguito delle cerimonie domenica mattina le rive verranno chiuse e verranno fatte anche gli sgomberi tutto attorno insomma a Piazza dell'Unità, quindi attenzione sempre lì ai divieti di sosta. Le chiusure interesseranno le rive dalla via Milano a via Mercato Vecchio dalle ore 7:30 alle ore 14 o comunque come viene normalmente detto fino a cessate esigenze. Ovviamente saremo presenti col personale nostro chiaramente a fare un po' di viabilità e di assistenza. Questo per quanto riguarda domenica. Mi sembra invece che domani le iniziative che riguardano il raduno dei Fanti non comportino problematiche al traffico o ad altro. Se non sbaglio, vado un po' a memoria. No, domani non sono previste chiusure, okay. Non è previsto, ci sono le cerimonie, domani mattina saranno presso la foiba di Basovizza, non ci sono chiusure, non ci sono problemi, ovviamente okay. Noi con il personale siamo sempre presenti in queste cerimonie, okay, certo. Sia per dare un'assistenza dal punto di vista viabilistico anche con personale nostro, insomma lì in servizio. Perfetto, ispettore grazie, domani poi torneremo proprio sui divieti per domenica nel corso dei nostri collegamenti, anche insomma per ribadire che ci sarà questa criticità. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Le priorità per il futuro di San Dorligo della Valle d'Olina da parte del candidato sindaco Roberto Drozina della lista Verdi Territorio Ambiente. Quali le priorità rispetto al suo programma per il futuro di San Dorligo, un comune composito fatto di tante frazioni tra la zona diciamo così carsica, il confine e un'ampia zona anche industriale? Ce ne sono tanti, anzi dovrebbero esserci tante priorità finora ignorate. Direi che quella principe è il problema della SIOT. SIOT sono 25 anni che ci ammorba. Cosa altro ci faccia non lo sappiamo. Per cui questa sarà la priorità assoluta. Non mi chieda come potremo farlo, però cercheremo di dare il massimo.
Ecco, l'altro aspetto naturalmente è quello di un comune con tante frazioni che hanno questioni logistiche complicate e anche di un territorio che è a cavallo del confine. Oserei dire anche tribali, per certi sensi. È verissimo, ci sono problemi di trasporti, di comunicazione, di condizioni della vivibilità. Abbiamo una Varosandra votata alla conservazione e non allo sviluppo. L'attuale sindaco non ha brillato in questi settori. Se dovessimo, e mi metto a ridere, in qualche maniera avere successo come lista, sarà molto dura, anche per correggere tutti gli errori, le omissioni che sono state fatte sin qui. Conferimento incarico di medico nel ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per trasferimento per l'ambito territoriale dei comuni di Monfalcone e Salanzano. È una notizia di pubblica utilità. Asugi comunica che è stato conferito alla dottoressa Sofia Sklaunic l'incarico a tempo indeterminato di medico nel ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per trasferimento presso l'ambito territoriale dei comuni di Monfalcone e Salanzano. La professionista decadrà contestualmente dall'incarico di provenienza ed entro 90 giorni dovrà aprire nell'ambito territoriale assegnatole uno studio professionale e darne comunicazione all'azienda. E adesso noi comunichiamo alla regia che è tempo dello spazio pubblicitario. Poi ritorniamo, rimanete con noi. Rientriamo in studio. Un nuovo centro di logistica integrata è stato inaugurato da BAT all'interno dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra in collaborazione con l'Interporto. Oggi inauguriamo il nostro hub di logistica integrata qui a Trieste, quindi questa è la conferma della centralità che ha Trieste e l'Italia per il gruppo BAT. A poco più di 2 settimane dalla visita del nostro CEO Mondo Taddeo Marocco, che ha confermato appunto questo, e questa è una prova tangibile. 12.500 metri quadrati per il nuovo centro logistico costruito a tempi da record da BAT Italia in collaborazione con l'Interporto di Trieste, con un investimento di 6 milioni di euro. Un magazzino che va a integrare l'impianto produttivo di Bagnoli della Rosandra e raddoppia la superficie a disposizione del comprensorio Frieste, facendo di Trieste il punto di partenza di tutti i prodotti commercializzati da BAT Italia. Non solo rafforza la collaborazione tra BAT e Interporto, ma anche la collaborazione tra BAT e le aziende locali, perché qui appunto questo magazzino è stato realizzato appunto tutto quanto da aziende locali e che sono delle eccellenze del territorio. Sì, devo dire siamo stati molto rapidi nella realizzazione sia del building, che è stato realizzato in 21 mesi, e bisogna dire che già dopo 13 mesi BAT è riuscita già a fare la prima linea di produzione, mentre questo magazzino siamo riusciti a realizzarlo in 8 mesi. Se pensiamo anche un po' a tutte le condizioni di mercato, difficoltà a reperire certi materiali, è stato realizzato veramente in tempi molto rapidi. La struttura inaugurata oggi è un grande magazzino per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti finiti e delle materie prime, nel quale transiteranno prodotti destinati sia al mercato italiano sia ai mercati esteri, accorciando la filiera distributiva. Nella nuova struttura è previsto l'impiego di 10 nuovi lavoratori. Quanto alle prospettive per il futuro, da parte di BAT si sottolinea il rispetto e pure il superamento degli obiettivi iniziali. Il progetto prevede appunto questo investimento di $500 milioni in 5 anni e quindi siamo nel pieno del viaggio e stiamo rispettando gli impegni, quantomeno in metri quadri siamo impegnati a costruire 20.000 metri quadri, l'abbiamo ampiamente superato, quindi per quanto riguarda i posti di lavoro, i 600 più 2.100 indiretti, anche qui stiamo proseguendo, ovviamente man mano che attiviamo le nuove linee produttive, quindi si procede con le assunzioni. Allora, momento molto impegnato per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che ha appena concluso, se vogliamo, la stagione in house, la stagione al Politeama Rossetti, ma che sta presentando nuove iniziative. Intanto quella di
ieri riguarda i 3 concerti che i Wiener Symphoniker terranno in città il prossimo aprile. Vediamo. Sono 3 i concerti che i Wiener Symphoniker, diretti da Peter Popelka, terranno a Trieste la prossima primavera a Rossetti, venerdì 11 aprile, sabato 12 e domenica 13. Il primo programma abbiamo una combinazione di Verdi e Wagner. Il secondo concerto è una combinazione bellissima, Mozart e Mahler. E il terzo concerto è con un programma, diciamo, più popolare. Il primo protagonista di questo programma è Johann Strauss, perché prossimo anno è un compleanno, 200 years, come si dice, 200 anni compleanni di Johann Strauss. Quindi abbiamo tre programmi belli e non vediamo l'ora a presentarli. Gli appuntamenti presentati oggi sul palcoscenico del Politeama saranno anticipati giovedì 10 aprile da un preludio tutto particolare, diffuso in città, come si suol dire. Primo teatro in cui il prestigioso complesso si esibì al di fuori dei confini austriaci nell'aprile del 1902, il Rossetti e il Teatro Stabile rafforzano quell'antico legame, concretizzandolo anche attraverso la trasmissione in diretta sulla rete pubblica austriaca Orff del concerto conclusivo della tappa triestina. Nel 2025 i Wiener Symphoniker celebreranno 125 anni di attività e l'appuntamento triestino, seppure indirettamente, farà da importante sponda alle iniziative di Gorizia Nova Gorizia 2025, oltre che proporsi come importante momento di arricchimento culturale per la città e il comparto turistico. Portarli a Trieste per lo Stabile significa cementare una delle missioni del teatro, ovvero quella di essere presente in un territorio più ampio. Per i Symphoniker essere a Trieste sarà qualcosa di naturale, verrebbe da dire. Noi stiamo gettando dei ponti anche a grande distanza e quindi questa necessità, secondo me, perché è una necessità così di collegarsi con le migliori realtà a livello mondiale, viene confermata anche così da questa collaborazione con questa grandissima orchestra. Viviamo in una parte dell'Europa fra Danubio, le Alpi e Trieste, naturalmente, dove sono molti punti in comune dal punto di vista culturale, per cui organizzare un festival qui è stata una decisione naturale. Dass es sich lohnt, ein Festival daraus zu machen. Adesso ci colleghiamo con Marco Stabile, questa sera gara 3 fra Trieste e Forlì di basket. Il Pallacanestro Trieste si è comportata benissimo nelle 2 trasferte. Sentiamo allora Marco Stabile che ci spiega come funziona e soprattutto che cosa c'è in palio. Sì, ben trovato Umberto, ben trovati ai telespettatori di Tele4. Questa sera alle 20:30 Palla Trieste, oltre 5.000 le persone attese per creare quello che veniva battezzato nei precedenti playoff di A2, il Red Wall, il muro rosso del Palla Trieste per sostenere i ragazzi di Jamion Christian a quella che è considerata, quella che è stata la stagione regolare, sarebbe sicuramente definibile come un'impresa. Trieste sul 2-0 nella serie contro l'Unieuro Forlì, con il match point non sulla racchetta ma sulla palla da basket per chiudere la serie sul 3-0. Sarebbe un altro sweep, sarebbe un altro cappotto dopo quello contro Torino, che darebbe la possibilità ai biancorossi di accedere alla finale promozione con la vincente tra Cantù e Udine. Quindi c'è grande attesa, c'è grande speranza nei tifosi biancorossi per chiudere già questa sera la serie. Qualora non dovesse andare bene, ci sarà la partita di domenica ancora al Palatrieste. Contro c'è un'avversaria sicuramente ferita dalla doppia sconfitta, ma che senza il leader Kadim Allen ha fatto capire chiaramente come si tratti di una formazione di diversa pericolosità. Ha un gruppo di italiani comunque molto importante guidato da Cinciarini, e quindi ci sarà sicuramente battaglia sul parquet a partire dalle ore 20:30. Naturalmente domani la partita su Tele4, naturalmente c'è attesa, c'è voglia di andare in finale, c'è voglia di un'altra impresa per un possibile ritorno in Serie 1, ma nel frattempo facciamo gli scongiuri e pensiamo a questa sera. A te Umberto. Grazie a Marco Stabile. Io direi, regia, chiudiamo il nostro telegiornale, visto che è pronto, con il servizio sulla presentazione degli appuntamenti estivi
del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia al Castello di Miramare. Questa mattina c'è stata la presentazione e ringrazio i colleghi che insomma, mi hanno dato una mano per chiudere in tempo il servizio per presentarvelo. Apriremo il 29 di giugno, appunto in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi, con la loro orchestra e con Sergio Rubini, con questo melologo, Werther, e seguirà la mattina dopo, all'alba, alle 5:20, il concerto all'alba che già l'anno scorso ha avuto grande successo con musica di Mozart. Così il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha presentato l'appuntamento in sostanza doppio che aprirà la mini stagione estiva che vede coinvolti il Museo e il Parco di Miramare, lo Stabile regionale e il Teatro Verdi. Nel concerto all'alba abbiamo 2 capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, scritti nello stesso periodo, siamo alla fine del Settecento, un quintetto per corno e quartetto d'archi, un quartetto insolito perché abbiamo 2 viole proprio per una timbrica che è più vicina a quella che è la tessitura del corno, e poi si conclude con lo straordinario quintetto in La maggiore per clarinetto ed archi. Con uno sguardo di infinito amore, questo è il titolo della rassegna, prosegue con 2 appuntamenti ormai consolidati. Dal 2 al 7 luglio I segreti dei giardini dell'Arciduca, scritto da Paola Bonesi da un'idea della direttrice di Miramare Andreina Contessa, e Green Shakespeare dal 9 al 19 luglio, lo spettacolo itinerante che attraversa la produzione drammaturgica del bardo ispirata alla natura. Entrambi gli spettacoli, richiestissimi, vedono la partecipazione della compagnia del Teatro Stabile. È un'iniziativa nata in un momento di emergenza che poi si è trasformata una fattiva e così positiva collaborazione alla quale praticamente nessuno sa rinunciare. Il pubblico ci chiede di ripetere una cosa già vista, o siccome ha perso una cosa, uno show, ci chiede di poterlo rivedere l'anno dopo. Si chiude dal 20 al 24 luglio con Discorsi amorosi, protagonista Stefania Rocca. Il ciclo, iniziato nel 2020, è giunto alla 4ª edizione con questa formula, la seconda che vede la partecipazione del Verdi, ed è la fotografia, riuscita e di successo, di come la collaborazione fra realtà differenti possa e debba funzionare. 3 delle più importanti realtà a livello culturale del nord Italia che si mettono insieme per offrire al territorio qualcosa di veramente suggestivo e importante. Chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che oggi c'è Trieste in diretta come sempre alle 18, poi Trieste d'Arte e quindi telegiornale delle 19:30, 21 circa. L'appuntamento con Ring. A più tardi, buon pomeriggio.